circolo ASPI San Biagio di Militello Rosmarino mi dà il benvenuto ed è lieto di presentarvi lo spettacolo teatrale A Casa Osinnicu di Giovanna Caridi. Prima di dare inizio allo spettacolo appare necessaria, se non d'obbligo, una breve premessa. Il circolo ASPI, con presidente il sacerdote Don Calogero Riti, opera all'interno di questa comunità da più di 25 anni. Nello specifico, la sezione teatro da ormai 16 anni anima almeno una sera dell'estate militellese. Nonostante non sia un obbligo essere puntuali a questa data fissa, sacrificando amenamente qualche ora delle nostre giornate da attività più produttive, ci siamo per offrirvi anche quest'anno una performance che speriamo possa farvi trascorrere lietamente ed allegramente questa prossima ora. Al di là del risultato finale, per chi si impegna, per colui il quale lavora profondendo vitalità ed energia, non è mai sacrificio o fardello il cimentarsi per deliziare il pubblico numeroso ed eterogeneo che ogni stagione ci attende e ci gratifica. Sarebbe stato più facile per noi trascorrere l'estate su chissà quale spiaggia e criticare, come alcuni sono soliti fare, chi cerca di impegnarsi ed a pretendere senza mai spendersi per la realizzazione di qualcosa di tangibile, senza comprendere il lavoro che c'è dietro ogni manifestazione. Noi non abbiamo dei ritorni economici, perché per noi il pagamento siete voi, pubblico, il vostro applauso una moneta d'argento, il vostro sorriso una moneta d'oro. Il pagamento è stato l'incontrare gli ospiti della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto lo scorso gennaio, con i quali ospiti abbiamo condiviso momenti goliardici che li hanno estraniati, seppur per breve tempo, dalla loro condizione. Pagamento lauto il loro congedarsi ringraziandoci per avergli regalato un sorriso. Se qualche volta, raramente, vi è stato un attivo di cassa, immediatamente è stato messo a disposizione dell'arciprete per la manutenzione delle chiese, per il restauro dei banchi in chiesa madre, per le campane, per la pubblicazione di uno studio sull'affresco della chiesa madre. Più che un gruppo teatrale, il nostro è un laboratorio teatrale, particolare tipo di recitazione che ci caratterizza. Una recitazione nella quale il copione finisce per diventare una sorta di canovaccio, per dare spazio alla spontaneità e alla creatività dei singoli attori. Ciò fa sì che una stessa commedia non sarà mai rappresentata allo stesso modo, con le stesse battute e seguendo gli stessi schemi. Questa è la nostra peculiarità, resa possibile dal feeling che si è venuto a creare tra di noi in oltre un quindicennio di attività. Negli anni la nostra compagnia si è trasformata, si è aperta al territorio accogliendo amici provenienti dall'Interland Nebrodeo. Portare un sorriso, questo lo scopo della nostra compagnia, che ci proponiamo di raggiungere anche stasera con questa nuova commedia. La commedia riprende le vicende del caro padre Vincenzo, già protagonista di Tum Cruce e Iosu Prakasha, a cui siamo molto legati. In questo caso la disponibilità incondizionata del povero parroco nei confronti dei suoi parrocchiani, che lo cercano per un consiglio, per un sostegno e non solo morale, fa della sua canonica una vera e propria casa osinnicu, dove tutti si recano per essere ascoltati e accontentati. Ciò finirà per coinvolgere il povero prete in vicende più grandi di lui, che gli causeranno non solo grandi dispiaceri, ma anche qualche richiamo da parte dei suoi superiori. Ovviamente ogni riferimento a fatti passati, persone, avvenimenti è puramente casuale, è frutto della nostra fantasia. Se qualcuno dovesse riconoscersi in qualche personaggio, vuol dire, come dice il grande Camilleri, che ha più fantasia di noi. Signore e signori, a voi A Casa Osinnicu. Ora et labora riceve un antico, ma riorare finivantura, passiamo ora a lavorare.
E che ci volete fare? Passare tanti anni dall'ultima volta e Padre Vincenzo si invecchiò. Figlia 9 pinno lo giorno, ma diamoci un'occhiata al giornale, vedremo che tu che dici oggi. Mamme scoscienziate seduti a mangiare, i figli avviati per bere, prendono in ostaggio un cane, denunziati. E perché tengono i cani di figli? Gente squinternata di cervello. Vedremo ora che c'è più avanti. Autodeterminazione e responsabilità. Ecco quelle unioni di fatto. Ma quanto ci vogliono un'occhiata dall'oroscopo, che è una cosa migliore. Il Papa dice che non ci a barare all'oroscopo, ma io non leggo, pare che il Papa sa. E poi il Papa può dire che tu che vuoi, la voglia che canta Napoli! A me l'oroscopo l'aveva sempre insertato. Vediamo che dice. Giornata proficua, arriveranno delle sorprese. Delle sorprese? Non mi arriva che caruso. Ma cose di pazzi. Le stelle nella luna? Le stelle nella luna? E che figlia luna sfunnò? Le stelle nella luna, le stelle nella luna, ma mi pigliono a fuoco. Le stelle nella luna consentiranno a lei e ai suoi cari di trascorrere un felice giorno senza nemmeno avere il tempo di poter... Ti smarinasti, non ti fece effetto a pinnola, che mannorba addirittura. E quando invece rivinti a scrivere 400, come ci ricordo? Arrivò finalmente. Chi arrivò? Un pacco. E che pacco è? Sicuramente mi manda mio cucino d'America. Quanto rato? Amazon. E che mi mandano dell'Amazzonia? E poi manco scrivere sanno. Amazzonia, mi viene che indigeno. A tia, Vincenzo. niente, torniamo a uccidere, queste cose a me non mi piacciono, e ce ne gioca dopo. Vincenzo, Amazon è un sito, un isaccatto, una cosa a picca prezzo. E a me che mi interessa? Non è a te, torniamo a Cattai. E cattaste tu, e con quale sorte? Come con quale sordi? Guardassi che c'è qua. Chi è sto cosa? Un computer. Un computer? Sì. E che hai a fare io con il computer? Ma sei niente, ma io sì. E che fare tu? Guardassi. Questa è una macchina. Una macchina. Una macchina? Sì. E il rodo ne lavi? Padre Vincenzo, non si mettesse pure lei stamattina. Sì, è una macchina senza roti. Chi è sto cosa? Una macchina a scrivere? Chi sto qua? Tu sai con quale soldi cattai? No, con quale sorte? Non ne avevamo fatta questo, Sì. Lui scusi ne vanno in pensione per farci un regalo. Sì. Io pigliere da. E ora quando viene un disco che c'è ogni corna? Si lavi ci vuole, io non avevo. No, ma qui non hai corna, come la va a fare? Quando viene un disco ci pensa a Dio che Ma dice. te che ti porta a toccare i soldi un disco che se ne va in pensione. Avanti. Guardassi. Ora ci insegno come si usa. Non mi interessa. E io ci insegno stesso. Singhi Guardassi, il caso, non c'è scritto on, sa duma. Urici pure computer. On mi interessa. E basta. E ui ricca, sempre questo stesso bottone, sta stuta, off. Non credo che è ufficio postale. Ma Vincenzo, ma finissi per fare freddo? Ma figlio, niente, non mi sento buono stamattina. Vanno a pigliare i pinnoli. Sapi che puoi fare pure qua? Puoi navigare su internet. Chi ti accattaste pure a barca? Ma allora sbatti la testa stanotte la sera? No, per la macchina. Navigare no a mare, navigare su internet. Navigare su. Ma se con chi tu puoi fare tante cose. Ma se io manco saccio annatare, gioia. Ma se lo sai che puoi fare? Scrivi qua, canzoni pagliesa, e ce ne sono più di 2000 canzoni. Canzone ragliesa. Sì. Ora capisci dove è benvenuto Ricalorio Sancetto, un figlia canzone.
che ci porta a due cori ristonati. Dai, hanno un soprano, un mezzo bue, un anno, un gran coro, molto non c'è niente che ma sa nunca non cantano più. Caincia trova tutte cose. Tutte cose. Può trovare, chissà, può trovare pure un bel di femmine, vistuti Vistuti? Perché se ne trovano anche... No, che capivo? E vistuti pure alla moda. Così ci voleva dire. Ecco. E tu che lavora, che fare tu? Ma ci posso dire una cosa? Che manco so scrivere e leggere. Ma qua è facile. Io parlo e tu scrivi, senza che deponente. Niente di meno. Sì, marchingegni del demonio sono. Un'altra cosa, e può davvero, ci posso dire una cosa? Sì, dimmi. Ma se capo davvero pure i film in anura. E io che vi sa fare che film in anura? Che ne sa, ci vuole Ieri fare? si dai a rompere sto bastone in ta testa, va? Padre Vincenzo, e puoi parlare pure con Papa? Posso parlare con Papa? Sì. Fammi un numero, vedete? Che numero ci faccio? Papa. No, io possiamo collegare sulla Skype, lei sa collegare sulla Skype, quindi non è così. Sopra scarpa. Sulla Skype. Sopra Skype. Basta, vabbè, Patruzzo. E chi è sto Skype? Usate, qua si può fare pure un sito se vuole. Io mi posso fare il zitto? Sì. E qualcuno avesse a fare il zitto se sogno parrino. O vedi che se ne donno cretino. Ma se no, ma io mi posso fare il sito, o no? Passa da banca e ti pigli i pinnoli prima che ti scordi e roba diventa shampoo. No, vedi come un bicchiere e me solo non torno più, non tornerà. Ci posso dire una cosa? Io sì, piglio il computer, mi posso fare il sito? Però mi va a fare una cortesia per sé. Sì. Cosa che va a fare? No. Si andava a dire a stare a cacchiare la banna e me la sta canonica. Nunca me ne vai a stare a un'altra banna e te la sta canonica. Ma se la va a fare la canonica? Intanto c'hai a stare, o no? Ma va a darsi. E poi, un'altra cosa. Dimmi. Non stava a preoccupare manco per mangiare. Perché ne mangiano 2, mangiano 3. Magari 5 e 6, o no? Va bene, va. Un stesso dicevo io. Non cercare zitti. Che figlio babbo che mi manna sto Samnasi. Figlio allora sei a mio padre? Sì. Io lo sapevo. Che cosa? Chi va a sé, prima di fare si prete, vuol dire fisica che traffico, e io sogno suo figlio ora. Sì. E usate, in tagliazza mi dicevano. Sì. Mi dicevano in tagliazza. Sì, ecco tu diceva. Mi dissero, tu vuoi essere figlio di Padre Vincenzo, perché vi assomigliate. E onde ne assomigliamo? Un po' naso e un po' scaglio. Scacchio. Perché io chi hai? Un scacchio. Basta, io pure. No, tu non è. Non ti rifissare quali figlio e figlio, modo di dire, Pedro. Tu scordasti che ti trovavi su tampere broccolino. Ma se rissi che era lattuga? No, io ero a broccolino perché io a novembre ti trovavi, a lattuga a novembre è già burrita. Tu dico io. Che fare ora? Niente, tu vattene di gioia, vedi sotto a Santa Maria. Ci vedono a mangiare a Diadini, il professore Riotta. E dopo, se è un'altra cosa, a tornare, ci vedono a mangiare pure ho apparecchio di mesora a cicciolato. Stai pensieri. Ma 2 atti, neanche ci andiamo a mangiare e poi su ci a mangiare io mi sa che finivo. Sempre lo stesso, si Petro. Fai come ti dico. Poi ire bene, il 2 atti c'ho un mazzo e ci posso mangiare a Sosoro. Sì, e portati sto casciabanco che non mi interessa. A proposito di Sosoro, non si ricampa più. Ma che ne saggio io stai un po' pensiero a cui hai a chiamare, chiama a cui l'ha visto. No, per favore, potessimo cercare in tuo computer. E vi sacciavi. No. E come un tuo computer la può trovare? Mi sono un tuo certo. Che io non do che io azzeccata. Maria! Mamma virri! Oh, bella madre! Ma c'è... Non è che intra Sosoro. No, io come in tuo computer allora? Vabbè, queste cose infernali io ne capisco. Ma l'hai detto qui inventò. Vedremo se mi posso leggere sto giornale in pace. Me sono per davvero allungò troppo per io appena gita a Roma Reggio Giorna passarono 4 mesi e ancora non stava ricampato. Ma cara mi scanto man vestero
Ma un giornale non aveva portato mai notizie. E San Vistere si impurriò tanto Tevere. L'altra volta dicevo una donna annegata nel Tevere, chi era tesoro, ma magari mi sparagnere fare il funerale, sempre 5.000 euro varagnato su, sa mangiano i pesci. Ragazzo! Cusini! Cavolo, non mi conosci più! Poi è che l'altra, mi si nevare! No, sogno, tesoro Mariuzza, non mi conosci! Mariuzza, come si è combinata come una zingara, sorda! Cosa era Roma? Beh, madre, pare come chi da che furia sempre la mattina sì. Perché? Come ti combinasti, Gioia? Era una turista! Chi eri? Una turista! Willy, hai la macchina fotografica, ora ti faccio una foto. Ah, così mi arresta più ricordo. Ma che cosa infernale che avete tu e peggio. E dimmi, quando ti ricampasti? Turitta, Vinni. Un viaggio feci buono, meno male. Meno male. Ieri mi 4 mesi senza manco telefonare a tua fra. Io ti chiamava, pigliava te su telefono. Disgraziato, fidenti, non mi dissi niente. No, può dire non ti diceva niente. Io Non ti chiamava mi dissi tutte le sere, come niente. mi dicesti tu. Non mi dissi niente, io pensavo che tu avevi morito. Gli ammuccioni va scancevi tutti buoni. Rissi cosa morivo, non mi tocca niente. No? Io mi piglio che di tanto intendo caricare. Romano e sistemava facendo a posto, disgraziato, non mi diceva niente. E dimmi come io viaggio 4 mesi per i peri. No, buono io. Stavolta mi piglievi pinnoli per viaggiare. Solo figlio che io sbaglievi. E piuttosto di pigliare i chi di pindommeri, mi piglievi chi di pire in campagna. Ti consumasti? Oh, che malo viaggio che feci. Ma mettete lo calmo. Ma cosa dire? Ma che contami che c'era di bella Roma? Io quanto belli cosi che vi! Conta. Guarda, non ti credi però i cosi Ranni. che dà vanno meglio ricca. Ah sì? No, figlio, quanto ciavagli accumenzati e abbandonati. No, guarda, solo ce n'era uno, te lo giuro, cascava a pezzi. A pericolo mi ci cascava, mi ricordo a qualche paurello, senza una finestra. Io per me ce l'avessi rasa a suolo e ci avessi fatto tanti belli porcheggi. E chi era sto Aspetta, Cirinno. Ah, un Colosseo chiamano a Roma. Mariuzza, Gioia, vero maledetta ignoranza. Perché? Chi viene in un monumento che ha 2000 anni e tu rubavi in terra. Come? Mamma dannata, manno, guarda. E poi, guarda, c'era... Apposta l'Italia non va avanti, Gioia, perché il tuo diploma che ti pigliasti fu frutto di prole e manco scuola facisti. Guarda, c'era una gebbia poi, più anni di chi da Ribisanò. Vero? Quanti erano anni! E aspetta, Cirinno... Treviri, Cirinno. Chiamano la fontana di Treviri. Da Germania e Treviri. Cirinna Fontana di Trevi. E tu a tutto attorno, figlio, che ne sai? C'erano tanti babbi che cittavano i sordi. Se non era perché mi azzaccanava sana, te lo giuro, avessi trasuto dentro e me l'avessi ricampato tutti. Ora leggevi che c'è l'ordinanza del sindaco Raggi che se traseva ti attaccavano. Meno male allora che non ci E perché aveva a pigliare di sordi tu? E belli soldi di babbi cittavano in tale gebbia. Di sordi si ettono, Mariuzza, maledetta ignoranza. Per chi viene a dire che uno vuole tornare a Roma e getta la moneta. E ora non ci torno. E niente, ora te ne vai, ce ne andremo, da Roma eterna. No, ti Quando vai sarà? No, io naso viaggetto a Roma 1000 fa. Quale viaggio a Roma, non allungare per più? Ma non capisco. E dimmi.